Buongiorno a tutti, un saluto a voi tutti e un saluto a tutti coloro che ci seguono dai canali ormai tradizionali che non sono quelli in presenza ma quelli via YouTube. E voglio introdurre questo culto domenicale con un versetto tratto dal capitolo 3 di Apocalisse, per la precisione il capitolo 3 appunto il versetto 3 che dice: ricordati dunque di quello che hai ricevuto e ascoltalo, serbalo e ravvediti. Questo invito è posto da Gesù a Giovanni durante la visione che egli ebbe e che noi conosciamo appunto come il libro dell'Apocalisse, ma è un invito che Gesù pone a tutti noi. In definitiva Gesù ci sta dicendo che non basta ascoltare, ma è importante che ciò che si ascolta rimanga, che si faccia proprio, in modo che possa portarci poi a un profondo rinnovamento, che lo stesso Gesù chiama appunto ravvedimento. E magari poi, essendo ancora all'inizio dell'anno, per chi non ha fatto ancora una scelta precisa, per chi magari anche tutti noi, me stesso anche, possiamo proporci come obiettivo di quest'anno rivedere noi stessi, rivedere quello che pensiamo, rivedere quello che facciamo e proporci allora come obiettivo per quest'anno il ravvedimento, che è quello che il Signore poi chiede al suo popolo. Cerchiamo allora il Signore, come recita il primo canto di oggi: nasce un canto. Occhi che cercano te,
Padre Santo, Onnipotente e Misericordioso, lode e gloria a Te, Signore. Lode e gloria a Te perché hai riscattato il Tuo popolo attraverso la morte e la risurrezione del Tuo Figlio. È proprio il Tuo Figlio oggi che ci invita attraverso la Scrittura a ravvederci, Signore, a portare il Tuo cuore, il nostro cuore a Te, Signore, i nostri pensieri, le nostre azioni, le nostre parole. Voglia Tu, Signore, accompagnarci in questo culto di celebrazione, voglia Tu accompagnarci per il proseguo della nostra vita. Nel nome di Cristo. Amen. Amen. Il Vangelo di Luca è ricco di episodi che raccontano del ravvedimento di tanti personaggi e uno di questi si trova al capitolo 5 e racconta della conversione di Levi. Capitolo 5 di Luca, versetti dal 27 al 32 che così recitano: Dopo queste cose egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco delle imposte e gli disse: Seguimi. Ed egli, lasciata ogni cosa, si alzò e si mise a seguirlo. Levi gli preparò un grande banchetto a casa sua e una gran folla di pubblicani e di altre persone erano a tavola con loro. I farisei e i loro scribi mormoravano contro i suoi discepoli dicendo: perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? Ma Gesù rispose loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io sono venuto a chiamare dei giusti. Non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento. In questo caso è lo stesso Gesù che chiama i peccatori al ravvedimento. Levi era un pubblicano, un peccatore indicato da tutti come una persona disonesta. Luca pone l'accento sulla chiamata efficace di Cristo, di Gesù, che chiamato Levi appunto lo segue. Levi è riconoscente a Gesù, tant'è vero che organizza un banchetto in casa sua al quale invita tanti altri pubblicani. Ma i farisei e gli scribi che assistono a ciò mormorano, parlano male, accusano Gesù di mettersi fuori dalla legge perché siede al tavolo con dei peccatori. Ma Gesù risponde che non i sani, bensì i malati hanno bisogno del medico. Ma allora io mi pongo una domanda: ma chi può dirsi sano indipendentemente da Dio? Per ravvedersi, sottolinea Luca, c'è bisogno di essere consapevoli circa la relazione interrotta e malsana con Dio, che abbiamo, che avevamo, che l'intervento avviene nei termini di una cura che ripristina la salute perché non si è sani nella fede, e colui che opera questa cura è esclusivamente Cristo. Tu sei degno, recita il canto che andremo a proporre adesso.
Signore nostro Dio, vogliamo ringraziarti perché è meraviglioso e sorprendente il tuo nome. Grazie perché tante volte ci dimentichiamo di questo. Non appena riconosciamo nella nostra vita la tua presenza, ci ricordiamo anche della tua grandezza. Grazie perché sei diventato uomo, sei camminato in mezzo di noi, hai mostrato Dio in mezzo agli uomini. Grazie perché attraverso di te conosciamo il Padre, conosciamo Dio, abbiamo una strada, un esempio da seguire. Vogliamo benedirti per questo, ti ringraziamo per il sacrificio compiuto sulla croce, che ci ha anche liberato, non solo ti sei fatto conoscere, ma sei anche stato il nostro liberatore. Grazie per questo privilegio che hai messo a disposizione di ognuno. Io stamattina prego per coloro che ancora non sono liberati, che ancora non conoscono la libertà che c'è in te. Prego che questa libertà possa diventare condivisa per ognuno di noi presenti, affinché possiamo esaltare e riconoscere la grandezza del tuo nome. Prego nel nome di Gesù. Amen. Grazie Signore che anche oggi ci hai donato questa giornata, questo nuovo giorno e questo nuovo dono. Grazie Signore che ci hai fatto diventare figli tuoi. Grazie per la tua parola, mettecela nel cuore, nell'anima, nella mente, per poterla imparare, applicare e darla a chiunque con la tua santa benedizione. Grazie che ci hai liberato dal peccato, grazie che ci hai fatto diventare tuoi coerenti. Sia lodato Dio Trino Santo Immacolato. Amen. Amen. Grazie Signore perché stiamo vivendo in attesa della tua gloria, Signore. Grazie perché stiamo vivendo questa attesa e noi ti lodiamo perché tu hai determinato i tempi della storia, il tempo del percorso per il popolo di Israele, il tempo della tua venuta, nel senso della tua presenza nella storia, Signore Gesù Cristo, il tempo della tua morte, il tempo della resurrezione, il tempo dello Spirito. Noi oggi siamo in attesa della tua venuta, Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Signore, ti ringraziamo questa mattina per il privilegio di essere davanti a te. A volte tu sorprendi le statistiche, perché eravamo in pochi prenotati al culto di oggi, invece troviamo una grande e sentita partecipazione. E questo ci incoraggia, Signore, questo ci dà la forza di andare avanti, riscoprendo anche che sei il Dio delle opportunità, ci offre sempre una seconda possibilità nell'esaminare le nostre vite, nel valutarle, Signore, nel pesarle, Signore, possiamo trovare questo Dio dell'alleanza che non molla mai, che rimane fedele ai suoi propositi. E oggi, con Cristo al centro, con Cristo che è rievocato anche attraverso questi simboli, come anche attraverso la sua opera nella storia, nella creazione, per questa umanità e per ciascuno di noi, troviamo le nostre malattie, Signore, segnate, definite alla croce, una per una, ma anche sono state perdonate, cancellate in virtù dell'opera del Figlio Gesù. Pertanto questa mattina siamo gioiosi di essere davanti a te, accolti, liberi, perché sei il Dio della libertà, nel nome di Gesù.
Amen. Amen. Sì, Signore, anch'io voglio ringraziarti per il tuo continuo e immenso amore. Signore, grazie perché tu non ti dimentichi mai. Tu continui ad alzarsi alla mattina dandoci una carezza, ricordandoci che tu sei lì con noi. Grazie per questo. Grazie perché ti ricordi di qualsiasi cosa che a noi ci serve. Tu non ti dimentichi mai. Noi, Signore, anche se spesso purtroppo usciamo dal seminario, tu sei vicino a noi, ci dici torna nella strada giusta, non ti dimentichi mai. Tu, Signore, sei l'unico Dio sulla terra, l'unico Dio che salva, è l'unica cosa davvero preziosa che conta, Signore. Grazie per tutto quello che continui a fare, grazie per questa mano potente sopra il nostro capo che ci fa sentire protetti, sicuri, tranquilli di poter vivere una vita serena nel tuo nome, Signore. Grazie per il sacrificio che il tuo figliolo ha dato per poterci dare la vita eterna. Meraviglia delle meraviglie. Signore, noi siamo qua a ringraziarti e a lodarti con tutto il nostro cuore. Nel nome santo di Gesù Cristo. Amen. 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 Padre Onnipotente, lode e gloria a Te. Grazie, grazie Signore per come stai guidando questo culto, Signore. Grazie perché la presenza dello Spirito si avverte. Grazie Signore perché tante persone oggi sono accorse per lodarti e glorificarti. Lode e gloria a Te, Signore, nel nome di Cristo. Amen. Amen. Per incoraggiarci, continuando a spulciare, tra virgolette, nel Vangelo di Luca, si nota che anche una figura carismatica come quella di Pietro, che noi tutti conosciamo, quello che poi ha fatto Pietro, è passato attraverso la sofferenza e ha avuto bisogno di ravvedersi, di riconoscere i propri errori. Luca ci racconta proprio di Pietro particolarmente scosso e provato, per esempio quando, resosi conto dell'avverarsi della profezia di Gesù circa il rinnegamento, dopo l'interrogatorio e la condanna a morte, interrogato proprio appunto dallo sguardo di Cristo, egli pianse amaramente. Al capitolo 22, infatti, di Luca, versetti 61 e 62, recitano così: «E il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta: oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E andato fuori pianse amaramente». Ed è un episodio che segna profondamente Pietro. Il suo pianto però è segno rilevatore del suo pentimento, che produce poi, come abbiamo visto in seguito, un autentico ravvedimento. E infatti sono notevoli i frutti che tale ravvedimento produce, come le scritture di Luca ancora ci raccontano di Pietro animato dalla fede profonda in Cristo, per esempio al sepolcro dopo la risurrezione. Al capitolo 24, versetto 12, ma Pietro, alzatosi, corse al sepolcro, si chinò a guardare e vide solo le fasce, poi se ne andò, meravigliandosi dentro di sé per quello che aveva veduto. Oppure nel promuovere la nascita e la crescita di nuove comunità in Atti, sempre la seconda parte del Vangelo di Luca, come guida delle prime comunità attraverso le sue lettere di esortazione e incoraggiamento. E come è accaduto per tutti noi, appunto, anche il ravvedimento di Pietro parte da un fallimento. E in questi episodi in particolare il rifiuto di non seguire l'esortazione di Cristo a raccogliersi in preghiera nel Getsemani, prima del suo arresto. Ma in seguito, attraverso la grazia che noi ogni giorno sperimentiamo in questo periodo, il periodo di grazia, no? Perché noi stiamo vivendo un periodo di grazia, Pietro cambia e produce tutto quello che noi conosciamo, come anche noi possiamo fare. Perché la grazia del Signore è infinita, e Gesù Cristo è grande, ed è tanto grande come il canto che facciamo adesso.
Lascio la parola a voi, episodi, aneddoti che possono edificarci, che possono incoraggiarci. Se ci sono. Prego. Allora, io ringrazio sempre, tutti i giorni, il nostro Padre Celeste, ma siccome questa settimana è successo qualcosa di molto particolare, anzi non ce l'aspettavamo così forte, diciamo che sto cercando di aiutare come posso dire, uno che forse ricerca, non lo so, la sua famiglia che insomma aveva bisogno di trovare una casa più grande, perché ha 3 figli e c'è 4. Morale, è venuto a trovarci, abbiamo parlato del più del meno, poi chissà perché ha cominciato a dire che sì, lui crede in Dio, ma no, lui sta bene così e vuole andare in paradiso, non gliene importa niente di questo. Allora, non è questo che fa male, quanto però se, come posso dire, dice che la parola del Signore, la nostra Bibbia, si è fatta scrivere, basta, e gli uomini hanno scritto questo. Sentivamo nello spirito qualcosa di molto forte e giustamente vabbè, abbiamo capito che o non è il tempo oppure, non lo so, il Signore saprà Lui, ma ci ha lasciato qualcosa nel cuore, nel senso che abbiamo capito chi cerca veramente la parola, la verità, e chi invece soltanto, come dire, sta bene così com'è. La differenza si sente perché abbiamo sentito altre persone, no? Dire, sì, non mi interessa, però non ha infierito su questo. Sono contenta comunque di crescere per questo, di continuare a dare comunque la parola. Incoraggiamo allora ad andare avanti in questo percorso, certo. Amen. Grazie. Se non c'è altro, allora introduciamo la cena del Signore. Per introdurre quest'oggi, in questo momento particolare, ho scelto i primi 2 versetti del capitolo 24 di Esodo, che secondo me sono una metafora di quello che poi succederà alla croce. Vi prego di leggerlo, se avete tempo, se avete voglia, leggete questo capitolo 24 di Esodo, perché io oggi leggo solo i primi 2 versetti, però è un incipit che poi porterà, per chi appunto ha voglia di continuare a leggerlo, vi renderete conto poi dell'opera che Cristo ha fatto alla croce. Poi Dio disse a Mosè: sali verso il Signore, tu e Aronne, Nabad, Abiu e 70 degli anziani di Israele, e adorate da lontano. Poi Mosè solo avanzerà verso il Signore, ma gli altri non si avvicineranno e neppure il popolo salirà con lui. In questi 2 versetti notiamo che Dio invita solo una parte del popolo, molto piccola, ad avvicinarsi a lui, ma a debita distanza, e successivamente dice solo Mosè potrà avvicinarsi e neanche il popolo salirà con lui. Ebbene, come dicevo prima, se si continuasse a leggere il capitolo 24, noi troveremmo delle similitudini molto accentuate con quanto è successo alla croce, perché nei primi 2 versetti noi possiamo notare come Mosè faccia da tramite tra il popolo e Dio, come Gesù l'ha fatto per noi e il Padre alla croce. Dio successivamente dice a Mosè: non avvicinarti. Oggi Dio ci dice a noi: avvicinatevi tutti. Ci ha portato tutti qua attraverso l'opera di Cristo. E ripeto, in un versetto successivo al capitolo 24 c'è un certo punto, dopo il sacrificio di alcuni animali, Mosè con una parte del sangue sparge questo sangue sul popolo di Israele, come Dio gli ha chiesto.
quello che ha fatto Cristo, salendo sulla croce, ha sparso il suo sangue e l'ha versato su noi. E quindi oggi, attraverso il pane e il vino che noi vogliamo ricordare, è quello che ha fatto Mosè, ma quello soprattutto che ha fatto Cristo. L'invito che ha fatto Dio a Mosè, avvicinati solo tu, ma quello che poi è successo alla croce, avvicinatevi tutti. E noi oggi siamo qui per prendere il pane e il vino, tutti, come ha detto Cristo. Invito però, questo non vuole essere assolutamente un motivo di esclusione, solo chi è stato battezzato ad avvicinarsi ai simboli, al pane e al vino. E per cui se Graziano volesse aiutarmi nella distribuzione e a pregare per i simboli, ne sarei grato. Padre, se siamo qua è perché tu 2000 anni fa hai mandato tuo figlio a morire su quella croce, in modo che su di lui ricadessero tutti i nostri peccati, di tutta l'umanità, di tutte le epoche e di tutti i popoli. Noi ti ringraziamo di questo, possiamo solo dirti grazie, perché tu con questo gesto qua ci hai salvato, ci hai aperto quella porta che ci porta di nuovo al Padre, ci hai concesso questa opportunità. Aiutaci a esserti fedeli, ad amarti e ad amare il nostro prossimo. Questo te lo chiedo nel nome di tuo figlio. Amen. Amen.
Grazie. Questa canzone la canto per te, mio Signore, per te che hai dato il tuo figlio. Tu hai preso la mia vita
parola a Vittorio. Grazie. Buongiorno a tutti. Preghiamo insieme un momento, tanto i ragazzini escono per la scuola domenicale. Signore, lode a te per la tua parola, che ci insegna, che ci ammonisce, che ci invita alla conversione, ma che ci invita anche a perfezionare il nostro cammino, quando siamo già sulla strada di Gesù Cristo. Ti lodiamo, Signore, per la tua parola. Ti preghiamo perché la tua parola ancora una volta oggi faccia la differenza. Ti prego anche, Signore, perché anche le mie parole che accompagnano la tua parola immensa, incommensurabile, perché anche le mie parole siano adeguate, perché senza il tuo aiuto le mie parole saranno vuote. Sia lodato il tuo nome, Signore, il nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen. Penso che una cosa che non succederà mai a noi, probabilmente, ma facciamo finta che il Presidente della Repubblica ti abbia scritto una mail e ti dica: io vengo a trovarti, vengo a casa tua. Immagino in quale stato di agitazione tutti ci troveremmo. È anche possibile che qualcuno di noi gli dica: signor Presidente, io non voglio assolutamente incontrarla. È possibile. Però penso che molti di noi sarebbero onorati di questa visita e la aspetterebbero con ansia. E magari, chissà, le signore cosa farebbero? Starebbero attenti a ogni angolo della casa che non ci sia una cosa fuori posto, perché l'attesa di un personaggio importante è un'attesa che sollecita anche diverse modalità di accoglimento. E questa riflessione che facciamo questa mattina io l'avrei intitolata In attesa della sua gloria, perché l'Apostolo Paolo, che ci parla in 2 Timoteo, al capitolo 4, tra i versetti 1 e 22 che leggeremo, mette in evidenza proprio come lui sente questa attesa, l'attesa della gloria di Dio, che lo investirà e che lo rende maggiormente responsabile in questo momento di essere un servitore consapevole della sua vittoria, perché in una gara sportiva molte volte ci sono le vittorie, molte volte ci sono le sconfitte. Mi viene in mente la pallacanestro, dove non esiste il pareggio, o c'è la vittoria o c'è la sconfitta. E in attesa della sua gloria, l'Apostolo Paolo dice: io sono sicuro di questa vittoria, ma questa attesa mi riempie di responsabilità. E deve riempire di responsabilità anche te, o Timoteo. E così a Timoteo l'invito forte, una grande raccomandazione: non mancare questo obiettivo, questo dell'attesa, non perdere questa opportunità. Sii assolutamente responsabile davanti a questo impegno che ti viene dato di essere un diligente esecutore del lavoro che Dio ti ha assegnato. È importante che tu lo faccia, e te lo dico davanti a Dio, e te lo dico
nel nome di Gesù Cristo. Che cosa gli dice? Allora andiamo a cercarlo proprio in Seconda Timoteo, al capitolo 4, e i versetti che ci accompagnano sono quelli di tutto il capitolo, appunto dall'1 al 22. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa. Sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione, il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Cerca di venire presto da me, perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica, Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con me, perché mi è molto utile per il ministero. Tichico l'ho mandato a Efeso. Quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troas da Carpo e i libri, specialmente le pergamene. Alessandro Ramaio mi ha procurato molti mali. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Guardati anche tu da lui, perché egli si è opposto violentemente alle nostre parole. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato a mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani, e sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Saluta Prisca e Aquila e la famiglia di Onesiforo. Erasto è rimasto a Corinto. Trofimo l'ho lasciato ammalato a Mileto. Cerca di venire prima dell'inverno. Ti salutano Eubulo, Pudente, Lino, Claudia e tutti i fratelli. Il Signore sia con il tuo spirito. La grazia sia con voi. Dunque, abbiamo trovato, insisti, ribadisci, ripeti. Sembra quasi di trovarci di fronte a un messaggio che ha dei richiami nel nostro mondo della pubblicità, il nostro mondo della pubblicità che molte volte ci dà dei prodotti che non sono necessari, è un mondo che ci sollecita, ci ripete, devi usare questo, bisogni che non hai. Invece i bisogni di Gesù Cristo sono quelli che tu hai. Il Signore ti dà l'intelligenza in ogni cosa, aveva detto l'Apostolo al capitolo 2, al versetto numero 7. In qualsiasi momento devi predicare la parola. Avete ascoltato? Favorevole e sfavorevole. Ma io gli ho già detto 10 volte a quell'amico lì che Gesù è risorto. Amen, alleluia. Gliel'ho detto 10 volte. E quante volte glielo devo dire ancora? Eppure, qui Paolo dice al
probabilmente giovane Timoteo, non conosciamo esattamente la sua età, si possono fare alcune riflessioni a margine che ci porterebbero lontani, non importa quanti anni ha, 20, 30, 40, di più. A Timoteo comunque dice: insisti in qualsiasi momento favorevole e sfavorevole. Naturalmente quando i latini parlavano di granum salis, no? È un momento sfavorevole che io all'incrocio della strada blocchi tutto il traffico, fermi il primo automobilista che trovo e gli dica: guarda che solo Gesù Cristo salva. Gli dico una grande verità, ma penso che non sia una cosa da fare. Quindi quando si pensa favorevole e sfavorevole bisogna avere anche un po' di buon senso. Però ci sono tanti momenti sfavorevoli nella nostra vita che ci portano a parlare di altre cose. Allora bisogna cercare di inserire il discorso e inserire il discorso dove è possibile, cercare ogni opportunità, ogni occasione, perché non soltanto Timoteo è il destinatario di questo messaggio, ma io non so come la pensate voi, io me lo sento destinatario di tutti noi, a tutti noi. Ora, in un momento favorevole come questo è facile dire: Gesù Cristo è il Salvatore, tu sei un peccatore, anche se sei una brava persona, tu hai bisogno della salvezza che viene solo da Gesù Cristo. Tu devi pentirti dei tuoi peccati e devi cambiare la tua vita, cambiare in direzione di Gesù Cristo, non pensare a Lui soltanto come un personaggio storico, pensa a Lui come un personaggio vivente che ti dà la vita. Adesso c'è l'amico Giuseppe che ha sentito fare questo discorso a me una volta ed è stato molto convinto di questo discorso, ma era un momento favorevole perché lui era venuto a casa mia proprio a parlare di queste cose. Il momento sfavorevole qualche volta è quando tu senti altre cose, sapete, però qualche volta anche quando si sente bestemmiare si può dire: ma guarda, tu hai dato questo attributo a Dio, lo hai chiamato in questo modo, lui invece è Dio di Israele, lui è il Dio che vuole salvarti attraverso Gesù Cristo. Avete visto come il momento sfavorevole lo possiamo fare diventare favorevole? Il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa, seconda Timoteo 2,7. Quindi ti darà anche l'opportunità di farlo quando giunge questa opportunità, e anche quando non giunge. Cerca di riconoscerla e non fermarti. Purtroppo uno dei momenti favorevoli, oltre a questi ecclesiali che abbiamo avuto, è stato quando abbiamo accompagnato il caro Carlos. In quell'occasione il messaggio portato dal fratello Riccardo è stato un messaggio forte. Era un'altra delle occasioni favorevoli. Però in un certo senso è anche un'occasione sfavorevole, perché molte persone che non conoscono Gesù erano solo rattristate per la sua dipartita. E invece l'occasione sfavorevole la facciamo diventare favorevole perché, sì, Carlos ha creduto in Gesù come suo Salvatore. Quindi io ho una notizia per te: se tu credi in Gesù come tuo Salvatore, tu sarai salvato. Chiaramente non saranno le mie parole quelle che lo convincono, sarà lo Spirito che gli parla, però io devo parlare. E allora vedete che ci sono alcune voci verbali importanti: convinci nella mia testimonianza, ma anche nella mia vita personale, nei miei comportamenti di ogni giorno, devo convincere, perché se io finisco questa chiacchierata, vado fuori
e mi metto a raccontare barzellette sporche agli amici, che testimonianza do? Quindi devi essere convincente anche con i tuoi comportamenti. Rimprovera, altra voce verbale interessante. Ogni tanto noi non abbiamo il coraggio di dire alle persone, amico, fratello, così non va. E lì io sono il primo colpevole, perché io non ho mai il coraggio di dirti, eppure vedo qualcosa che non va. Perché nessuno di noi è perfetto. Dovremmo avere il coraggio di dirci, no, non ci siamo. Prima di tutto devo avere il coraggio di dirlo a me stesso. No, non ci siamo. Non si fa così. Perché, ripeto, tutti abbiamo delle aree critiche. Anche se abbiamo imparato a non bestemmiare, a non rubare, però alcune imperfezioni la nostra macchina le ha ancora, E allora dobbiamo essere attenti a autorimproverarci, tanto per cominciare. Perché la miglior cura la puoi fare con te stesso, anche Gesù dice a un certo punto, medico, cura te stesso, no? È inutile che tu dica a me, mi vengono in mente quei medici che anni fa fumavano, come si suol dire, come turchi, che i turchi fumano meno degli europei, tra parentesi. Comunque, c'è addirittura qualcuno, c'era, adesso non succede più, qualcuno che fumava in ospedale, cose da pazzi, come si suol dire. E allora, medico, insegnami e rimproveriamoci quando le cose non vanno, esorta, aiuta a riconoscere i bisogni dell'anima di chi ti sta davanti, esorta. Hai bisogno di una parola, non ti rimprovero perché non fai questo, ti esorto, dai, fallo, lo so che è faticoso, anche per me è faticoso, facciamolo insieme. L'insegnamento viene dalla parola e quindi tutto questo atteggiamento di convinzione, rimprovero, esortazione va fatto con pazienza, essere pazienza, mai scoraggiarsi e rispettosi. Se io dico, hai finito tu di comportarti in questo modo con me? Non funziona. Allora posso dirgli, ma guarda, sono rimasto male per quello che mi hai detto. Sai che, ti dico la verità, non me l'aspettavo che tu facessi questa battuta. Comunque sono convinto che la prossima volta non succede. E vedete, signori, che diverso tono che noi stiamo usando? Non abbiamo offeso il nostro interlocutore, però gli abbiamo detto non funziona, con pazienza, essere pazienti e mai scoraggiarsi. Verrà il tempo, dice al Timoteo il nostro Paolo, che verranno maestri che si approcceranno alla filosofia, alla politica, che daranno tante soluzioni, tutte cose che non funzioneranno. Avranno prurito, quasi... io una volta mi sono accorto che cosa significa avere prurito, no? Mi grattavo la mano, il braccio e non finivo più, e più mi grattavo più mi dava fastidio, no? Probabilmente una allergia, così mi è successo poche volte, ma ho provato questo senso di disagio e anche questo senso di piacere di graffiarsi, no? Per che passi il prurito. Cercheranno maestri, cercheranno pezze d'appoggio dappertutto, nella filosofia, nella politica. Si attengono a cose non vere. Che fare? Che fare di fronte a queste situazioni? Predicare, insistere, convincere, rimproverare, esortare, sempre con pazienza. Vigila e sopporta. Svolgi il compito di evangelista. Fedelmente il tuo servizio. Per qualcuno il compito di evangelista è a pieno tempo. Per tutti è una testimonianza costante e siamo
tutti sto pensando alla parola obbligati, la voglio cancellare, fortemente sollecitati a essere evangelisti, a testimoniare la morte e la resurrezione di Cristo in attesa della sua gloria. Dal tuo all'io, la seconda parte del brano che abbiamo trovato. L'Apostolo si esamina nel momento in cui crede stia giungendo la sua conclusione. E ancora una volta richiama quei concetti che aveva richiamato sia in prima che in seconda Timoteo, nelle 2 lettere che scrive a questo fratello. Ho combattuto, ho finito la corsa. Osservate, come dicevamo nelle precedenti nostre riunioni, il soldato combatte e quindi il cristiano è impegnato in un combattimento proprio militare. L'atleta finisce la corsa, quindi il soldato e l'atleta tornano fuori in questo contesto. E ho conservato la fede. Attendo la corona, in attesa della tua gloria ci sarà anche la mia, sembra quasi dire. E arriva la gloria, la coppa, la medaglia. E quando arriva la coppa, la medaglia, quando arriva la corona, arriva il massimo che tu puoi raggiungere come obiettivo. Lo sportivo in quel tempo aveva la corona, come oggi ha la coppa. Noi tutti, anche coloro che sono meno sensibili all'area sportiva, sanno che cosa vuol dire uno sportivo che vince un campionato mondiale, che alza la coppa. Per motivi che non vi sto a dire, perché altrimenti andiamo fuori discorso, ho visto gli amici di un bar di Fidenza, che è una cittadina vicino a Parma, che hanno vinto una coppa, un torneo di pallacanestro, che si gioca in una piazza. La pallacanestro si gioca con 5 giocatori in campo. E in questa piazza c'è un torneo abbastanza importante per questa piccola città di Fidenza. In piazza Garibaldi c'è questo torneo e l'edizione del giugno scorso l'ha vinto il Caffè Nuovo. Non ci sono degli atleti super pagati come ai mondiali di calcio e non sono dei professionisti, un impiegato, un muratore, un bidello di scuola, un infermiere, però le loro magliette erano sudate e la coppa che si elevava verso il cielo di Fidenza era per loro più importante di qualsiasi altro momento di quel tempo della loro giovane vita. Io penso che soltanto Silvano, che è stato un atleta in questo nostro territorio della pallacanestro, e forse anche questo giovane amico che io non conosco, che ha un'altezza dalla guardia, capisce che cosa vuol dire, anche Salvatore, capisce cosa vuol dire alzare una coppa. E non è la Coppa del Mondo, è la Coppa del torneo dei bar di Fidenza. E allora, signori, quale corona, quale coppa sta per innalzare al cielo l'Apostolo Paolo, che dice è arrivata la medaglia? In attesa della gloria di Cristo, anche la sua gloria personale, che lo
voglio rileggere. Il giusto giudice mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Solo gli amici del Caffè Nuovo di Fidenza hanno potuto alzare la coppa. Qui invece c'è un premio per tutti, perché Cristo dà un premio a tutti. E allora, ancora una volta, svolgi il tuo compito. Nelle parole che abbiamo letto a seguire, osserviamo che ci sono alcune categorie di persone, almeno 3. Quelli che amano il mondo e abbandonano l'opera. Dema, del quale abbiamo parlato anche nell'incontro di Koinonia dell'altra sera. Ci incontriamo ogni venerdì sera, vi ricordo ancora, per gli incontri di Koinonia, e la conclusione di Colossesi parla di un personaggio, forse è lo stesso, che ha abbandonato l'opera. In Colossesi non si parla di abbandonare l'opera, ma qui invece si parla di questo tema che ha abbandonato l'opera. È una categoria di persone. Qualcuno abbandona l'opera, si stanca, si scoraggia, chissà. Poi c'è la seconda categoria, quelli che sono utili al ministero. Tu, Timoteo, sei utile al ministero. E poi c'è una terza categoria, quelli che portano volutamente danno. Esortiamoci a vicenda per essere utili alla causa del nostro Signore. Non mi sorprende, ma nello stesso tempo mi sorprende, perdonatemi la contraddizione, la solitudine nella quale si trova l'Apostolo. È triste per l'abbandono in cui versa da parte degli amici e dei collaboratori, ma sa che il Signore assiste. Se ti senti solo, tu oggi che ascolti questa riflessione, sappi che il Signore ti assiste. Se ti senti solo, c'è il Signore. Nella preghiera e nella lettura c'è il Signore. La preghiera e la lettura ti aiutino. E poi ci sono quelli che remano contro, come si dice. C'è Alessandro, un ramaio, lavora a rame, Alessandro. Alessandro, il ramaio, ha portato, avete sentito, dei danni all'Apostolo. Mi ha procurato molti mali. Ma ci sono alcuni ramai che girano per il mondo. Puri è un nome che Porte Aperte ha deformato volutamente. Porte Aperte è l'organizzazione che cura i cristiani perseguitati nel mondo. Puri guida una chiesa clandestina in Corea del Nord. Lui e la sua congregazione hanno sofferto per la carestia e la recessione economica che hanno fatto seguito alla pandemia. Prega affinché Dio provveda alle loro necessità quotidiane. Un indirizzo di Porte Aperte alla preghiera. C'è qualche Alessandro, qualche ramaio, che anche se non si chiama Alessandro, anche se non fa il ramaio di mestiere, gira per la Corea del Nord. È uno dei paesi dove la persecuzione nei confronti dei cristiani è maggiormente accentuata. Eppure, dice l'Apostolo, io sono stato liberato dalle fauci del leone. Noi sappiamo che molto spesso i cristiani nell'età del I-II secolo venivano posti nelle arene, ma qualche volta le fauci del leone sono anche leggibili in modo simbolico, perché le fauci del leone sono il male in senso reale e in senso simbolico. E allora lui che è stato liberato dalle fauci del leone ti insegna, mi insegna, ci insegna anche un'altra cosa, perché lui ricorda che c'è stato un processo, un'accusa, tutti lo hanno abbandonato, ma osservate, nessun astio, nessun rancore, come nei confronti del ramaio, Alessandro.
nessun maledetto. Soltanto un'affermazione. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Il Signore renderà ad Alessandro il Ramaio quello che si merita. Io non lo maledico, non gli auguro che gli venga una brutta malattia. Qualche volta abbiamo sentito questo linguaggio, che gli venisse una brutta malattia. Che brutto modo di parlare, Ecco l'occasione favorevole per dire, che stai a dire? Tu stai augurando a quello che gli venga una brutta malattia, perché? Magari perché è scheggiato davanti a te all'incrocio. Ma siamo matti. Insistere, sollecitare, senza esagerare però, facendo vedere che le cose non vanno. Allora, lui, Alessandro Ramaio, avrà il suo, ma glielo dà il Signore nella sua giustizia. Meno male che è la sua e non è quella dell'Apostolo Paolo. Meno male che è la sua giustizia e non è la mia. Perché la mia è molto più difettosa. Quella del Signore invece è perfetta. Nessun astio, dunque nessun rancore. Dobbiamo anche noi non provare nessun astio, nessun rancore per abbandoni, delusioni che possiamo soffrire. Non nutrire disprezzo, non ci pensare, non rimuginare. Osserviamo anche i saluti. Abbiamo anche l'altro giorno parlato, proprio l'altra sera, dei saluti, della cordialità. Una cordialità non formale, ma un vero amore. La cordialità formale. Chi come me è cresciuto negli ascensori sa cosa vuol dire la cordialità formale. Impilati tutti, lui di fronte al quinto piano, arriva al quarto e dice: buongiorno, la prego di augurare buon Natale ai suoi genitori. Grazie anche alla sua signora. Questo, la vita... guardate, voi sorridete, anch'io sorrido, pensate a queste cose, ma il momento più brutto degli esseri umani può capitare in ascensore, perché siamo lì impilati uno di fronte all'altro. Adesso col Covid, aspetta che non mi scappi un colpo di tosse, che quello si offende anche, ma l'ascensore è un posto paesaggisticamente molto bello. A me piacciono molto gli ascensori, sono cresciuto negli ascensori, ma è un posto dove i rapporti umani sono devastanti. Bisogna provare per credere e non hai coraggio di dire. Lì bisognerebbe avere coraggio, come diceva l'Apostolo, momento sfavorevole, ma lei sa chi è Gesù Cristo. Mi saluti la sua signora, arrivederci. Bam! Giù la porta. E il riconoscimento delle persone, e chiamarle per nome. Le nostre preghiere lunedì, dicevo l'altro giorno, osservate la maturità di questo Apostolo Paolo che conosce, senza internet, senza Facebook, senza tutte queste cose, lui conosce e parla, e quanti nomi ci sono, e quanto affetto si nasconde sotto ogni nome. Punto a capo. Questo capitolo mette in luce anche alcune caratteristiche del nostro Dio, perché Dio è una persona, e le persone hanno delle caratteristiche. Deve giudicare i vivi e i morti. Quando si parla di vivi e di morti, penso alla vita eterna. Ma se lui ritornasse nel momento in cui noi siamo ancora vivi con il corpo, come dice la scrittura, comunque noi saremo soggetti a un giudizio. I morti sono senza Cristo, per definizione quelli che sono senza Cristo sono spiritualmente morti. Al ritorno del Signore ci sarà il giusto giudice che darà delle corone, delle ricompense, dicevamo. Osserviamo che questo passaggio delle corone mi stupisce sempre questo linguaggio un po' sportivo, no? di Paolo.
lo troviamo anche in Prima Corinzi, al capitolo 9 al versetto 25. Sentite un po' che cosa dice? Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una corona incorruttibile. Ascoltiamo che cosa dice l'Apostolo Giacomo invece, al capitolo 1, versetto 12. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Apocalisse 2:10. Sii fedele fino alla morte, solo l'ultima parte del versetto. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Concentratevi sull'ultima parte del versetto. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Sempre in Apocalisse, al capitolo 4, al versetto 10, a chi sono destinate queste corone? Non se le porta a casa questa coppa da 20 euro che gli amici di fidenza si sono portati a casa. Queste invece sono corone molto particolari. Sentite un po' che cosa succede. Apocalisse 4, versetti 10 e 11. I 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede nel trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: tu sei degno, Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create ed esistono. A chi sono destinate queste corone? Dio rende a ciascuno secondo le sue opere, la salvezza è per grazia, le opere successive e le conseguenti alla salvezza sono giudicate, premiate a Dio, ma il premio ritorna a Dio. Il Signore assiste. Abbiamo detto che il Signore premia. Il Signore assiste. L'assistenza sta vicino, accompagna, aiuta, fa le cose per te e ti aiuta a farle da solo. Andiamo a cercare il Salmo 147. I versetti sono tra l'1 e 3. Lodate il Signore perché è cosa buona salmeggiare al nostro Dio, perché è cosa dolce e la lode si addice a Lui. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raccoglie i dispersi di Israele, egli guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe. Il Signore assiste, quindi il Signore ricostruisce, raccoglie, il Signore libera. Isaia 61, versetto 1. Lo Spirito del Signore, di Dio, è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà, il Signore libera, a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri. Il Signore apre le porte del carcere ai prigionieri, magari quelli che sono prigionieri di false idee, che Dio non esiste. Il Signore ti libera da questa non verità. Il Signore è destinatario della lode, abbiamo letto, ve lo rilego perché è molto bello questo passaggio, a me piace molto di Apocalisse 4, il versetto 11, tu sei degno, Signore, può essere la nostra preghiera anche adesso, domani mattina, quando volete, tu sei degno, Signore, Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create ed esistono. Apocalisse 5, versetti 12 e 13, voglio leggervi ancora questo
in chiusura. Essi dicevano a gran voce, questo essi potremmo essere tutti noi, degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. E attenzione, e tutte le creature che sono nel cielo e nella terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udì, è Giovanni che parla, che dice, io ho sentito questo, è una profezia naturalmente, deve ancora accadere, udì che dicevano, a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Ma anche noi oggi, anche se non siamo in quel tempo storico, siamo in attesa della sua gloria, però anche noi oggi possiamo dire a te, Signore, che siedi sul trono, e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza dei secoli. Amen. Dio giudice dunque, Dio premia 2, Dio rende a ciascuno il suo, a Dio la vendetta 3, Dio assiste 4, Dio libera 5, Lui è destinatario di lode 6. È una breve sintesi delle prerogative di Dio, ne ha molte altre. E ci lasciamo con queste riflessioni. E con questa preghiera, come se fossimo già proiettati in questo futuro. Lo ripetiamo insieme. Ognuno mentalmente, io lo leggo per tutti. A te, Signore, che siedi sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza. Nei secoli dei secoli, anche oggi qui, da questa stanza ti giunga la lode nostra, Signore. Tu sia benedetto. Benedetto il nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie a voi. Dato che abbiamo parlato in termini sportivi, penso che ci sia un canto che ci può accompagnare in una sorta di corsa, vero? Correrò da te, uscendo dall'ascensore.
Caro Padre, grazie perché anche oggi ci hai dato la possibilità di essere qui davanti a te, alla tua presenza, per ricordare la morte del tuo figlio e annunciare il suo ritorno. Nel nome di Cristo. Amen. Saluto quanti ci hanno seguito da casa, invitandoli come sempre a raggiungerci qui in via Croazia a Udine. Se posso dire una cosa, mi fa molto piacere vedere che oggi ci sono tante persone, è bello. Grazie ancora